Invito a salire sul palco l'autorevole intervistatore di questo incontro, Paolo Corsini, direttore approfondimenti RAI. Grazie di aver accettato il nostro invito. Siamo onorati di invitare sul palco a tagliare virtualmente il nastro di questa 15ª edizione di Pordenone Pensa il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. A loro il palco e a voi buon ascolto. Allora, buonasera, grazie. Una rapida presentazione del Ministro Sangiuliano, che è un collega giornalista, è stato a lungo direttore del TG2, vice direttore del TG1 per anni, vice direttore di Libero, saggista, scrittore, professore universitario e adesso da 9 mesi ci siamo, Ministro della Cultura. Allora, da giornalista sono abituato a contestualizzare, penso che questo possa aiutare anche voi, e quindi la prima domanda è questa. Ministro, inquadriamo che cos'è la cultura per l'Italia. Buonasera a tutti e innanzitutto saluto tutte le autorità presenti. Innanzitutto voglio ringraziare per questo invito. Io conosco Pordenone Pensa, ci sono già stato, è una bellissima manifestazione perché è una manifestazione plurale che fa parlare tutti e che quindi in un certo senso interpreta appieno lo spirito democratico della nostra nazione. Quindi complimenti per quello che fate, per, come dire, l'energia di pensiero che siete capaci di trasmettere, e vi auguro di poter proseguire in questo lavoro e, come dire, ampliarne in un certo senso le dimensioni. Beh, su che cosa sia la cultura e cosa sia la cultura poi specificamente in Italia sono stati scritti un'enormità di libri, cioè una letteratura vastissima. Io partirei da questa considerazione. So che tu hai fatto studi classici, quindi conosci Eschilo, e nel Prometeo si dice che gli esseri umani fuoriescono dalla caverna, cioè dall'oscurità, e vanno verso la luce, quindi conquistano la civiltà, questo è il simbolismo, quando si impossessano della tecnica. La tecnica non è altro che la cultura, quindi la cultura è la più grande forma di promozione del genere umano. Noi ci arricchiamo, cresciamo spiritualmente, assumiamo una dimensione più elevata grazie alla cultura. E Aristotele ci ricorda che mentre tutti gli altri esseri umani hanno tutti un loro habitat naturale d'origine, i pesci hanno l'acqua, gli uccelli hanno l'aria, noi abbiamo quell'habitat che ci siamo costruiti con le nostre mani in secoli di storia. Quindi tutto quanto, le strutture di pensiero, la filosofia, l'arte, la musica, tutto rappresenta, come dire, il nostro habitat naturale, perché noi l'abbiamo creato in una lunga secolare storia. E poi aggiungo che la cultura è una grande occasione socio-economica per la nostra nazione, poi ne parleremo tra poco. Ecco, una nazione, l'Italia, che a fasi alterne trova dei momenti di riconoscimento a livello globale e questo sembra un momento in cui il nostro Paese ha un rinnovato interesse dovuto a vari aspetti, sicuramente il tradizionale agroalimentare e il Made in Italy, ma anche la cultura gioca un ruolo importante in questo rinnovato interesse per l'Italia nel mondo. Beh, innanzitutto voglio dire che io sento il peso della mia responsabilità, perché una cosa è fare il Ministro della Cultura in qualsiasi altra parte del mondo e un'altra cosa farlo in Italia. Fare il Ministro della Cultura in Italia significa, diciamo, assumersi un'enorme responsabilità, perché l'Italia, la penisola al centro del Mediterraneo, è il frutto di una sovrapposizione storica di importantissime civiltà, ciascuna delle quali ha lasciato qualcosa da noi. Il mondo greco, i romani, i fenici addirittura, gli arabi in Sicilia, i normanni, i goti, i longobardi, i francesi, gli spagnoli, cioè c'è stata una secolare sovrapposizione di civiltà, ciascuna delle quali ha lasciato a noi qualcosa,
per cui noi oggi abbiamo la peculiarità di una grande cultura. Quando io dico che l'Italia è una superpotenza culturale, non voglio affermare una volontà di potenza fuori dalla storia, ma voglio stare a significare questa dimensione particolare di sovrapposizione di entità culturali nella nostra nazione. Adesso io noto che c'è, come dire, un forte risveglio, una sorta di rinascimento, di rinnovata attenzione rispetto alla nostra cultura. Io ho un po' il polso della situazione perché noi monitoriamo i dati di accesso ai nostri musei e ai nostri parchi archeologici e stiamo facendo registrare dei numeri eccezionali. Adesso numeri strepitosi, 27.000 visitatori al Colosseo, questa mattina mi hanno mandato le foto, c'è una fila lunga 1 chilometro, grande successo strepitoso a Pompei che finalmente ha fatto dimenticare il degrado di qualche decennio fa, di qualche anno fa, e numeri fenomenali ovviamente agli Uffizi, in tutti i grandi, alla Pinacoteca di Brera, in tutti i grandi musei italiani. Ma l'Italia è bella in ogni suo segmento. Credo che anche qui a Pordenone ci sia molto da vedere, da vivere, da respirare. Sono stato qualche mese fa ad Aquileia e ho trovato un sito archeologico fantastico e credo che noi che io debba avere la missione di portare la cultura uniformemente in tutta la nazione e far sì che le grandi direttrici di turismo continuino ad andare al Colosseo, agli Uffizi, al Museo Archeologico di Napoli, a Pompei oppure a Milano, ma si spostino da questi grandi percorsi culturali anche in altri territori della nostra nazione, perché ciascun punto dell'Italia può dare, come dire, qualcosa di peculiare, di particolare, che può contribuire a quel percorso di arricchimento spirituale di cui dicevo poc'anzi. È emerso anche da questa sua risposta, in questa prima fase del suo mandato, tra le tante cose che ha fatto, ha puntato soprattutto sui musei. Adesso ricordo quando sono entrato al giornale radio tanti anni fa, c'era il motto della redazione Cultura che diceva: la cultura non è una scocciatura. Quando si parla di musei però si ha l'idea sempre di qualcosa di vecchio, di polveroso, di poco interessante. Invece è stato appunto uno dei punti di forza di questo inizio mandato, l'apertura dei musei nelle giorni di festa, cosa questa sacrosanta mi sembra palese agli occhi di tutti. Ecco, perché partire proprio dai musei? Ma vorrei dire 2 cose importanti. Io penso che un museo sia uno spazio esistenziale importante, cioè trascorrere una giornata agli Uffizi o trascorrere anche del tempo al Museo del Fumetto che ho visto poc'anzi e che non conoscevo qui a Pordenone, rappresenti un momento di arricchimento culturale per ciascuno di noi. È un'esperienza importante, un'esperienza irripetibile. Uno può impiegare in tanti modi il suo tempo e io non voglio giudicare gli altri come impiegano il loro tempo, ma ai giovani raccomando sempre 3 cose: di leggere un libro, di visitare un museo e magari di ascoltare un concerto di musica, qualunque essa sia il genere di musica che si preferisce, perché rappresenta un'esperienza esistenziale e di crescita individuale molto importante. Quando tu hai trascorso 2-3 ore in un museo e poi ne esci arricchito nella tua dimensione rispetto a tutto ciò. Ovviamente i musei costano, io lo dico, sono nettamente contrario all'idea di rendere assolutamente gratuiti i musei. Noi già diamo molto in termini di gratuiticità ai nostri visitatori, perché noi garantiamo una domenica al mese assolutamente gratuita. A questa domenica io ho aggiunto 3 date significative: il 25 aprile, il 2 giugno e il 4 novembre, significative della storia nazionale. Dovete sapere che tutti i ragazzi fino a 18 anni non pagano €1, quindi quando qualche giornale scrive che costa troppo per una famiglia, padre, figlio, madre e 2 figli andare al museo, non fa della buona informazione, perché evidentemente se fino a 18 anni non si paga €1 e dai 18 ai 25 anni si pagano solo €2, evidentemente non si fa bene il calcolo. E quindi siamo molto generosi, molto di più di altre nazioni europee. Pensate che la Svezia non faceva pagare per nulla i suoi musei, adesso la Svezia ha deciso di farli pagare. Però sono una risorsa nazionale che noi abbiamo il dovere di tutelare, di preservare, come ci dice l'articolo 9 della Costituzione, ma dobbiamo anche provare, come dire, a sviluppare, a potenziare, ad arricchire nella qualità dei suoi servizi. Per fare questo occorrono risorse
ed è bene che noi facciamo pagare a chi può pagare i musei. La strategia che io ho individuato per i musei, che sto cercando di portare avanti, noi puntiamo in anni relativamente brevi al raddoppio di alcuni grandi siti museali. A Milano si sta completando l'operazione di Palazzo Citterio, per cui la Pinacoteca di Brera in un certo senso si raddoppia con questo grande, bellissimo palazzo. Stiamo lavorando agli Uffizi diffusi d'intesa con la Regione, per cui gli Uffizi troveranno 2 altri spazi nelle ville medicee dei Carreggi e di Montelupo Fiorentino. Stiamo lavorando al raddoppio del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, la mia città, con il ripristino del grande albergo dei poveri fatto da Carlo III di Borbone, che troverà lì altri spazi per il Museo Archeologico e potrà esporre le collezioni che oggi non sono esposte. Ovviamente è dai territori che devono venire le proposte, man mano che arriveranno le proposte. Il sindaco di Pordenone è una persona che io conosco da tempo, è un amico, è un bravissimo ed efficiente sindaco, mi sta già facendo arrivare delle proposte, non voglio, perché è giusto che le annunci lui le cose che noi dobbiamo fare insieme, ma io sono qui per lavorare al suo fianco e quindi siamo pronti anche qui a Pordenone a far crescere e germogliare dei nuovi siti museali per questa bellissima città. Insomma, la spinta ha una grande offerta, però cultura non è solo quello, lo ha detto, anche il Ministero è organizzato in maniera che con i sottosegretari le deleghe tocchi tutti gli ambiti della cultura, che è cinema e musica, sono manifestazioni come Pordenone Pensa, sono fiere locali e quant'altro. Ecco, cos'altro abbiamo in cantiere? Ma io penso, mi sono proposto di lavorare con tutto il governo, ovviamente, non soltanto io, ciascuno nel proprio ambito, e credo che ci stiamo riuscendo bene, perché i dati economici ce lo dimostrano. Ricordiamoci che l'Istat ha certificato che in questo momento il PIL in Italia cresce più che in Germania e in Francia, questo ricordiamolo bene, e stiamo recuperando tantissima disoccupazione e l'occupazione pure è un altro indicatore molto importante. In questa dimensione socio-economica noi stiamo lavorando per costruire anche un nuovo immaginario italiano nel mondo. Vi invito a fare un applauso a Giorgia Meloni, perché lei ci sta riuscendo benissimo alla costruzione di questo immaginario italiano nel mondo, sta dando un enorme contributo in tal senso. A volte le immagini della televisione parlano più. Lei è un operatore del settore televisivo, è un importante direttore della RAI, sa quanto le immagini siano più significative di qualsiasi dichiarazione. Le abbiamo visti tutte le immagini della Meloni con Biden, con Scholz, con il premier giapponese, insomma con il primo ministro indiano Modi, insomma con tanti personaggi che dimostrano interesse. Noi dobbiamo rafforzare questo interesse creando un immaginario positivo dell'Italia nel mondo, che deve nascere innanzitutto dalla consapevolezza che noi cittadini dobbiamo avere del nostro valore come nazione. Noi siamo una nazione che ha dato un contributo fondamentale alla storia dell'umanità. Una volta in un mio libro ricordai che 2 edifici del potere, la Casa Bianca e lo Smoli, che si trova a San Pietroburgo, venivano tutti e 2 dall'architettura palladiana. La Casa Bianca è stata fatta da Jason, da un architetto americano, però questo architetto americano si è palesemente ispirato alle architetture del Palladio. Viceversa lo Smoli di San Pietroburgo, lo stesso è un'architettura palladiana. Quanto c'è di Italia e di immaginario italiano nel mondo? Prendiamo il cinema americano, ci sono grandissimi autori, da De Niro ad Al Pacino, che sono tutti quanti grandi registi come Martin Scorsese, che sono registi di origine italiana. Quindi l'Italia ha dato tantissimo nella letteratura, nel cinema, nella musica. Io mi sto battendo all'UNESCO affinché il bel canto italiano venga riconosciuto come patrimonio immateriale dell'UNESCO, perché il nostro canto, il nostro melodramma è qualcosa di fondamentale nella composizione dell'immagine. Ecco, noi dobbiamo essere orgogliosi e consapevoli di tutto ciò. Una volta negli anni 70 Giuseppe Prezzolini, autore che mi è molto caro, scrisse un libro, L'Italia finisce, ecco ciò che resta.
E ciò che resta era proprio la nostra dimensione immaginaria, culturale, che noi possiamo offrire a tutto il mondo. Perché se cresce l'immaginario italiano, cioè la qualità della vita italiana, cioè nel mondo si ha consapevolezza della qualità della vita italiana. C'è stato qualche anno fa un'indagine statistica che intervistava cittadini di varie nazioni del mondo e gli si chiedeva a loro: ma se lei non vivesse nella sua nazione di origine, dove vorrebbe vivere? E la prima a vincere la graduatoria fu l'Italia, cioè molti americani, molti giapponesi, addirittura cinesi, francesi e così via, tedeschi soprattutto, dicevano: ma se non ci fosse la Germania vorrei vivere in Italia. Ora noi dobbiamo rafforzare tutto questo immaginario, ed è questo uno dei compiti ai quali io devo lavorare, farne un immaginario positivo e far crescere attorno a questo immaginario positivo una filiera socio-economica che rafforzi la nostra economia. Per darle una cosa concreta, nel PNRR, per esempio, noi finanziamo il progetto Cinecittà con 300 milioni di euro. Cinecittà ristruttura tutti i suoi studios, così si chiamano, ristruttura, già adesso è molto attrattiva, vengono grandi major internazionali a Cinecittà a realizzare i loro prodotti. In questo modo noi vogliamo far tornare, per esempio, Cinecittà a quello che era negli anni 60, quando era, come dire, l'Hollywood europea, insomma, quindi ritornare ad avere questo spazio. Vogliamo rafforzare il teatro, vogliamo rafforzare, insomma, tutta la filiera della comunicazione culturale. Il ministro ha citato Prezzolini, non ha detto che sta per uscire la riedizione della sua biografia su Prezzolini, appunto, che fra il 6, no? Adesso. Altro tema evocato più volte è quello delle risorse. È giusto far pagare i biglietti, farli pagare un prezzo equo, perché la cultura si deve mantenere. PNRR lo ha detto per il cinema. Cos'altro c'è, visto che sembra essere la fonte a cui abbeverarsi nei prossimi anni per varare progetti che abbiano un certo respiro e una certa incidenza sulla vita nazionale? Ma in primo luogo fatemi dire con una punta di orgoglio che l'associazione Civita ha fatto uno studio nel quale ha rivelato che nell'ambito culturale, nella capacità di spesa dei soldi del PNRR, noi siamo avanti a tutti in Europa. Così hanno certificato un'entità terza, quindi stiamo lavorando bene. Io faccio un monitoraggio costante e continuo, tengo almeno una riunione a settimana per verificare lo stato di avanzamento del programma del PNRR. Sul PNRR Cultura ci sono pensate oltre 4 miliardi di euro, una cifra notevole, che noi stiamo, che il mio predecessore, non io perché non ho deciso io, diciamo, l'impostazione del programma, ma che io con grande correttezza e rigore porto avanti, perché credo molto nella continuità degli atti amministrativi di uno Stato serio. Quando ero giornalista mi occupai della metropolitana di Bologna. Ebbene, ogni sindaco che arrivava a Bologna, anche dello stesso colore politico, disfaceva il progetto del precedente sindaco e ne faceva un altro. Morale della favola: a Bologna non si è fatta la metropolitana. Quindi io credo che bisogna portare avanti le cose, anche se non ne sei pienamente convinto. Alcune cose sono cose importanti che io condivido, altre forse non le avrei fatte, ma le porto avanti lo stesso. Beh, una parte considerevole, oltre 1 miliardo di euro, è concentrato sul cosiddetto progetto Borghi, cioè il recupero di piccoli borghi, che poi, come dire, sono la dimensione storica dell'Italia, no? Tutti quanti abbiamo studiato che cosa è stata l'età comunale, che cosa è stata l'età delle signorie. I borghi hanno avuto un grande rilievo nel creare la nostra dimensione civica, quindi noi ne recupereremo circa 250 borghi, forse anche più. Li recuperiamo e vogliamo dare poi una vita, un'anima a questi borghi, che potranno essere poli di attrazione turistica, potranno essere alberghi diffusi, ma potranno essere anche luoghi in cui soprattutto i giovani potranno decidere di vivere e distanziarsi. Un'altra importante parte è destinata appunto all'ammodernamento dei nostri musei, all'efficientamento energetico dei nostri musei. Pensate che a Capodimonte
a Napoli sta per partire un progetto di circa 40 milioni di euro che vuole rendere autosufficiente da un punto di vista energetico con le cosiddette tegole fotovoltaiche il museo di Capodimonte, che è una cosa che si potrà applicare ovunque. Un'altra parte rilevante del PNRR è destinata alla rimozione delle barriere architettoniche nei nostri musei, perché è giusto ed è atto di civiltà rendere accessibili ai disabili i nostri musei, è un fatto di civiltà rispetto al quale noi non possiamo sottrarci. Abbiamo addirittura una linea di investimento sui giardini, perché i giardini all'italiana sono un'altra grande ricchezza storica della nostra nazione, quindi vogliamo recuperare e ripristinare i giardini. Abbiamo una linea di finanziamento sul paesaggio rurale, cioè recuperare colline, paesaggi rurali, antichi casolari che ormai sono diventate parte integrante del paesaggio, e poi appunto il progetto Cinecittà. Lo ha in qualche modo adombrato, lei crede molto nella cultura presente in tutti i singoli paesi, anche più piccoli, le singole realtà più piccole d'Italia. Lei ha proprio anche l'altro suo tratto è stato quello di viaggiare molto, muoversi molto. Ieri era a Napoli, oggi a Pordenone, domani sarà a Pompei, quindi crede in questa presenza capillare e diffusa? Ma innanzitutto penso che non si faccia il ministro in qualche terrazza romana con qualche attore di grido. Anche se francamente sarebbe più comodo. Ieri ero in un quartiere della periferia di Napoli, Secondigliano, oggi sono qua, domani parteciperò alla festa dei carabinieri che si terrà a Pompei, quindi in un sito che dipende da me, quindi è giusto che io sia presente a festeggiare con i carabinieri a cui sono tanto legato. Perché io giro tanto i territori? Innanzitutto per capire e per conoscere, perché penso che andando in un posto e guardando con i tuoi occhi ti rendi conto effettivamente delle cose. Se il sindaco mi avesse chiesto uno stanziamento per il Museo del Fumetto, forse l'avrei preso in considerazione. Ma adesso che io l'ho visto, mi sono reso conto che è ben curato, è ben tenuto e che ha una sua dimensione culturale, io lo faccio con maggior convinzione. Se il sindaco mi avesse chiesto per la Casa del Mutilato un intervento, io l'avrei fatto, perché è giusto dare sostegno alle comunità locali, ma quando poi ci vai di persona e ti rendi conto di che cosa stiamo parlando, lo fai con maggior convinzione e con maggior determinazione. Quindi è importante andare nei territori, ma è importante andare nei territori perché la cultura deve essere policentrica. La cultura non deve essere solo delle grandi città, perché la cultura, badate bene, è un diritto dei cittadini, è un diritto alla crescita dei cittadini. Ho inaugurato a Napoli la mostra Alessandro e l'Oriente. Lì c'è il famoso mosaico della battaglia di Isso, dove si vede Alessandro che si scontra con Dario III, re dei Persiani. E lì si scontrano due concezioni, no? La concezione di Cives, che è tipica del mondo occidentale, dove il cittadino è destinatario di diritti e di doveri, quello che ci viene dalla polis. Noi siamo soggetti che hanno dei diritti e hanno dei doveri. E poi c'è invece una concezione che vede il cittadino, cioè vede la persona come suddito, che sta lì ed è un suddito. Quindi nella nostra concezione, nella concezione occidentale, noi abbiamo, come dire, il dovere anche di promuovere la cultura, perché si diventa buoni cittadini attraverso la cultura, ma la cultura deve essere diciamo uniforme, diffusa su tutto il territorio nazionale, non può essere, come dire, la pertinenza, la particolarità soltanto di alcune città che lo hanno, Venezia, Roma, Napoli, Firenze, che hanno una tradizione culturale, deve essere di tutti. E poi giro sui territori perché sono un caparbio e quando vedo che le cose non vanno bene io sono capace di tornare tante volte. Allora,
per esempio sono stata alla Villa Floridiana del Vomero, che era in condizioni di degrado, e ho detto che io tornerò una volta ogni 2 settimane a controllare i lavori come vanno. Poi a Palazzo Citterio a Milano sono andato, sono partiti i lavori, io tornerò adesso anche col sindaco di Milano, col quale ho ottimi rapporti, ci vado a controllare le cose come vanno, e verrò qui a Pordenone quando partiremo con dei progetti insieme al sindaco. Io verrò a controllare che cosa sta facendo il mio amico Alessandro Ciriani, se sta portando le cose avanti o se sta lì che discute, perché come dire, è un lavoro pesante, mi costa tanto sacrificio, però bisogna farlo. Ministro, la domanda è classica, la cultura deve essere veicolata anche ai famosi giovani ragazzi. Il fumetto dal Museo del Fumetto mi ricorda che i classici magari da bambino era facile trovarli nei fumetti della Disney, i grandi temi esistenziali nelle fanzine di fumetto e quant'altro. Quello era un veicolo, come si dice, basso, ma poi che basso non è, dall'alto il basso, che può portare la cultura ai giovani. Oggi c'è ancora il fumetto, assolutamente importante, ma quali altri strumenti, quali altri veicoli abbiamo per cercare di trasmettere la cultura che conserviamo e tramandiamo ai giovani? Ma la cultura è un antidoto rispetto alle varie forme di devianza giovanili. Non so se avete mai visto in rete quella fotografia di un gruppo di una scolaresca che è in visita al Louvre di Parigi, che è nella sala dove si trova la Gioconda, e anziché contemplare la Gioconda guardano tutti quanti lo smartphone. Ecco, quello non va bene, perché lo smartphone è uno strumento moderno che anche io possediamo tutti noi, assolutamente non bisogna fare i luddisti e diciamo contrapporsi diciamo, a strumenti di questo tipo. Però bisogna che noi educhiamo le persone a dedicare uno spazio alla cultura, cioè un momento della nostra vita deve essere dedicato alla cultura, sia esso la lettura, sia esso uno spettacolo teatrale, uno spettacolo musicale, un museo, cioè bisogna dedicare un qualche spazio alla cultura. Quindi è importante lavorare con i giovani, con il mio collega ministro dell'istruzione Valditara stiamo lavorando a delle idee comuni, a dei progetti comuni, proprio per rafforzare lo spazio di cultura all'interno della vita di ciascun giovane. Sono da 20 anni giornalista parlamentare, nessuno si sentirà offeso, mi permetta una domanda politica, certo. Visto che comunque, come lei si è sempre definito un conservatore, come un conservatore interpreta il ruolo di ministro della cultura, cioè di colui che deve promuovere e diffondere la cultura? Ma io qualche anno fa ho fatto ristampare insieme a un'importante casa editrice Edizioni Storia e Letteratura il manifesto dei conservatori di Giuseppe Prezzolini. Lì c'è una bellissima frase, per me fondamentale: il progressista è la persona di domani, il conservatore è la persona di dopodomani, perché il conservatore è colui il quale è chiamato a modernizzare le strutture di una società salvaguardandone i valori. Del resto la parola conservatore da cosa viene? Viene da un'antica parola indoeuropea, il knavu, che era colui il quale guardava il fuoco. Ovviamente è un simbolismo dove il fuoco rappresentano i valori di una comunità. Noi dobbiamo salvaguardare i valori della nostra comunità, ma dobbiamo modernizzare la nostra società. E io penso che solo un governo conservatore in Italia è in grado di portare avanti una modernizzazione. Seconda domanda, quanto è preoccupato o ritiene che bisogna essere preoccupati di fronte a derive importate da oltreoceano essenzialmente, ma frutto di degenerazioni già di quello che è già non un bene, cioè il politicamente corretto, quali la cancel culture e così via? Ma direi che sono molto preoccupato, perché si tratta, come dire, di fenomeni orwelliani. Io penso che poi un'autentica vera cultura deve basarsi sulla libertà. Prima una collega giornalista mi ha chiesto: ma qual è il suo metodo? Io ho detto: il mio metodo è il metodo hegeliano, tesi, antitesi e sintesi. Io propongo una tesi, qualcun altro proporrà un'antitesi alle mie idee e poi dopo ciascuno ne farà liberamente la propria sintesi. Ma affinché ci sia libertà in cultura è necessario che non ci siano idee pregiudiziali e non ci siano preconcetti, cioè che nessuno si arroghi
diritto potere di fare il ministro della verità e quindi di ingabbiarci nel cosiddetto politicamente corretto, che non va confuso con il rispetto che io ho per tutti quanti. Per ogni mio pari, per ogni persona, io ho sempre un grandissimo rispetto per tutti gli esseri umani e per tutte le persone, senza guardare sesso, convinzioni, cioè piena libertà e pieno riconoscimento di ciascuno. Però non si può affermare in maniera pregiudizievole, diciamo, la verità rivelata. La verità è quella che ciascuno di noi poi raggiunge in se stesso, analizzando in piena libertà quali sono le ipotesi sul campo. Quindi di fronte a operazioni di riscritture di testi, di non utilizzo di testi all'interno di percorsi universitari perché poco rispettosi, chiaramente non lo ritiene un approccio sano. Ma la storia è quella che è. La storia è quella che è. È chiaro che c'è stata un'evoluzione delle sensibilità storiche e sono io il primo ad accettarlo, nel senso che quello che si pensava 2000 anni fa o 700 anni fa oggi ha una prospettiva assolutamente diversa, ma tutti quanti devono avere gli strumenti della conoscenza e che questi strumenti della conoscenza siano pienamente liberi, cioè che le tesi possano essere messe liberamente a confronto. Cioè la cancel culture non va bene perché è una costruzione, è un'imposizione totalitaria del pensiero. Allora torniamo invece a cose concrete. CDA trova consenso giustamente. Ci dia qualche anticipazione sui prossimi suoi impegni per la cultura del nostro paese. Ma noi abbiamo messo in campo tante iniziative. Per esempio stiamo lavorando per portare da 44 a 60 i grandi musei nazionali che sono dotati di autonomia, di una loro autonomia gestionale, quindi dei grandi poli museali sul territorio nazionale. Stiamo lavorando ad una legge sul libro che vuole da un lato evitare lo spopolamento dei centri storici delle librerie. Non so se vi è mai capitato di visitare centri storici bellissimi di città italiane importanti e vedere che laddove c'era una libreria adesso c'è una grande griffe, perché evidentemente il libraio non riesce a reggere il peso economico di un fitto esoso, e allora lì è bene che noi interveniamo, perché il libro ha un valore morale, non è soltanto, la vendita di un libro non può essere paragonata alla vendita di un detersivo, un libro ha un suo grande valore. Stiamo lavorando ad una legge sul libro. Io pensavo per esempio sul progetto di Impresa Donna che fu fatta qualche anno fa, di finanziare dei giovani under 35 che vogliono aprire delle librerie, quindi finanziarli a fondo perso affinché loro possano aprire le librerie ed avviarle. Questo è un altro progetto. Stiamo lavorando ad una riforma delle soprintendenze, stiamo lavorando alla riforma del tax credit nel cinema. Insomma, sono tante le cose che abbiamo messo in cantiere e che in poco tempo pensiamo di concludere. Qualcosa l'abbiamo anche già fatta. Per esempio, per la prima volta è stato il nostro governo a varare il museo della Shoah in questa nazione. Prima non c'era, gli altri l'avevano soltanto teorizzato, ma chi ha fatto uno stanziamento è stato il Consiglio dei Ministri, che ha dato uno stanziamento di 10 milioni di euro. Lo faremo anche con altri tipi di musei. Quindi stiamo anche cominciando concretamente a fare delle cose. E nel campo della digitalizzazione ci permette di fruire magari attraverso la rete e quant'altro quello che è il nostro immenso patrimonio culturale, librario di arti figurative e quant'altro? Perché nel PNRR c'è una sezione consistente di circa 250-300 milioni di euro, adesso non ricordo la cifra precisa, che proprio va nel segno della digitalizzazione del materiale degli archivi. Proprio questa mattina con i miei collaboratori e la senatrice Tubetti abbiamo lavorato a un progetto di digitalizzazione, per esempio, delle memorie della Grande Guerra, che in modo da lasciare, al di là del cartaceo, una traccia, vivente delle testimonianze, delle famiglie, delle storie che ci furono in quel tragico periodo.
Quindi questa è, per ritornare all'inizio, la dimostrazione di come la cultura sia un mix di opere prodotte dall'uomo e di quanto l'uomo poi ha inciso sull'ambiente come circostante in cui viviamo. Ma è fondamentale la modernizzazione della cultura e degli strumenti della cultura. Per esempio, in questi giorni ha creato molta polemica l'idea, che secondo me però è irreversibile, di creare un grande portale nazionale per l'acquisto dei biglietti. Noi vogliamo creare un grande portale nazionale che si chiamerà Musei d'Italia, dove tu comodamente vai da qualsiasi parte del mondo e puoi comprare un biglietto per un museo italiano. Vuoi venire a Pordenone e tu compri comodamente da casa tua nel Texas o in Australia il biglietto per il museo di Pordenone, te lo stampi e te lo porti con te. Il giorno che devi andare accedi al museo. Lo potrai fare col computer, con una piattaforma online, o lo potrai fare addirittura con un'app che potrai scaricare sul tuo smartphone. È inevitabile arrivare a questo. Vi ricordate che 20-30 anni fa ai caselli autostradali c'erano gli addetti che prendevano il pagamento del pedaggio, oppure vi ricordate che una volta i biglietti dei treni si facevano cartacei alla biglietteria del treno? Adesso chi è che fa il biglietto cartaceo? Proprio pochissime persone vanno ancora alla biglietteria con i soldi a fare il biglietto, perché è l'evoluzione di un servizio. Eppure si è scatenato l'ira di Dio, dice: allora vuoi togliere il posto di lavoro a quelli che sono alla biglietteria? No, noi non toglieremo nessuno, salveremo tutti i posti di lavoro e lasceremo a ciascuno la possibilità di lavorare, ma lo faremo in maniera intelligente, non fermando l'evoluzione, perché fermarla significa essere luddisti. Da Ned Ludd, che era un operaio che bruciava i telai, perché i telai toglievano posti di lavoro, e quindi però la sua battaglia è stata una battaglia persa, perché è inevitabile andare avanti su certe cose. Quindi noi realizzeremo un grande portale nazionale dove tu potrai acquistare tutti i biglietti di tutti i musei italiani, sia quelli che dipendono da noi, dal Ministero della Cultura, ma ci integreremo anche con i comuni per i musei comunali, e un'app sullo smartphone dove tu potrai acquistare modernamente il tuo. Poi è chiaro che per alcuni anni, fino a che non tutta la popolazione si sarà digitalizzata, garantiremo a chi non sa usare questi strumenti la possibilità di andare ancora al museo e comprare il biglietto alla biglietteria. Lo faremo ancora per alcuni anni, ma è più o meno la strada che è stata tracciata sia dalle ferrovie che dalle autostrade. Direi che ci possiamo avviare verso la conclusione. Parlavamo di polemiche, uno dei temi su cui oscilla l'opinione pubblica è quello di prestare le nostre opere ad altri musei e portarle in giro per il mondo. C'è chi lo vede come un modo per creare un'attrattiva, usare le opere d'arte come ambasciatori di quello che è la cultura del mondo. C'è chi invece dice no, perché così si perde la voglia di far viaggiare, far venire i turisti qui per vedere le opere d'arte nel posto dove sono nate o sono state ritrovate. No, io sono favorevole a far circolare le opere d'arte, perché penso che siano un biglietto da visita per l'Italia nel mondo, siano uno spot. Per esempio, io avrò l'onore e il piacere di accompagnare martedì il Presidente della Repubblica a Parigi per la mostra di Capodimonte al Louvre. Lo hanno scritto già tutti i giornali, quindi è già su tutte le agenzie, e sarà un grande spot per la città di Napoli, c'è poco da discutere. Cioè, già fuori adesso il Louvre ci sono questi grandi stendardi, Napoli a Parigi, cioè Napoli a Parigi, quindi ci sarà una settimana tutta dedicata a Napoli, con spettacoli, musica, teatro e quant'altro, quindi sarà, diciamo, una grande occasione. L'importante è che in queste cose ci sia reciprocità, no? Poi è chiaro che il Louvre dovrà venire a fare una mostra a Capodimonte, insomma, però rappresentano, come dire, cioè è quello che dicevo prima, è la proiezione dell'immaginario italiano. Quando io vado nelle grandi gallerie, vai al Prado, oppure vai al Louvre, oppure vai al British Museum, oppure vai al Museo di New York, tu vai nella sezione italiana, al Guggenheim, vai alla sezione italiana, e io provo un po' di orgoglio nel vedere che la mia nazione, non il paese, la nazione, perché l'articolo 9 della Costituzione dice la nazione. Quindi non c'è scritto paese all'articolo 9 della Costituzione, c'è scritto nazione. E allora
io provo orgoglio in quel momento, quindi è bene che ci sia una circolazione. Allora io direi che per concludere la invito a formulare un aforisma, un augurio per il nostro paese, per la cultura del nostro paese da qua ai prossimi anni. No, io l'augurio lo voglio fare a Pordenone Pensa. A Pordenone Pensa, perché Pordenone Pensa già dal suo titolo, che non so chi ebbe l'idea, perché ha avuto un'idea molto felice. Molto bene. Pordenone Pensa, perché penso, cogito ergo sum, cioè tu sei vivo nel momento in cui pensi, guai a non pensare, se non pensi sei morto, sei vivo, quindi è un inno alla vita, Pordenone Pensa. Grazie Ministro.